A Santa Caterina si comincia a respirare davvero l'atmosfera dell'arte di Auguste Rodin. Nel Museo Trevigiano è arrivato il primo nucleo di opere della mostra Rodin, uno scultore al tempo di Monet, che si inaugurerà il prossimo 24 febbraio. Sotto lo sguardo vigile del curatore dell'esposizione Marco Goldin e della conservatrice del Museo Rodin di Parigi, a cui le opere appartengono, le casse con la prima metà dei 75 pezzi in mostra, 50 sculture, 23 disegni e 2 quadri, uno di Munch e uno di Monet, sono state scaricate da 2 camion. Trasportato anche il grande gruppo scultoreo in bronzo del monumento a Victor Hugo. Sarà posizionato al centro del chiostro dell'antico convento. La prima opera che abbiamo scoperto è una delle più importanti della mostra, il monumento a Victor Hugo, e quindi sì, poi sappiamo che nelle casse che sono arrivate oggi c'era il Pensatore, il Bacio, l'Adamo ed Eva, insomma veramente alcune delle cose più preziose di questa esposizione. Giovedì giungerà a destinazione anche la seconda tranche di opere. Saranno via via sistemate nelle sale del museo, compreso il nuovo ambiente ipogeo dedicato a Giovanni Barbisan, appena restaurato. Intanto scopriranno il più importante scultore del XIX secolo, quello che ha aperto la strada anche alle sperimentazioni più interessanti del XX secolo, penso a Picasso, a Matisse, agli espressionisti tedeschi, anche agli scultori astratti come Harp, come Brancusi oppure come Giacometti. E poi soprattutto scopriranno anche uno dei più grandi scultori di tutti i tempi, definito l'erede di Michelangelo, 1876, il primo viaggio in Italia di Rodin, sulle tracce proprio di Michelangelo, in modo particolare a Firenze, e noi qui avremo dei rapporti molto precisi proprio con l'arte di Michelangelo, ma anche con l'arte italiana, pensiamo anche a Donatello, a Bernini, quindi è una mostra assolutamente perfetta proprio per il tessuto culturale italiano. A osservare le operazioni anche il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo. Il momento dell'arrivo delle opere, dell'allestimento è come il sabato del villaggio, un momento bellissimo di attesa, un momento di creazione e di riempimento di spazi, che devo dire gli spazi di Santa Caterina sono magnifici e siamo tutti in attesa trepida di vedere l'inaugurazione del 23. Già 16.000 le prenotazioni. L'esposizione trevigiana, promossa da Linea d'Ombra e dal Comune e visitabile fino al 3 giugno, concluderà il ciclo di manifestazioni dedicate al centenario della morte di Rodin, affiancando anche 2 rassegne su Arturo Martini e Gino Rossi in un sublime dialogo tra grandi maestri del Novecento.